Benvenuti al Momento Critico, una puntata speciale dedicata ai bambini perché questa sera presenteremo un film di animazione in compagnia del nostro critico immancabile cinematografico Vianeo da Mestre. Vianeo da Mestre. Ciao piccoletti anche a voi, Ciao, Vianeo da Mestre. Allora, questa sera ci parlerai di Ratatouille, un film famoso ma che magari non tutti hanno visto. Vuoi ricordarci la trama? Ma guarda, è l'ennesimo film che ha come protagonista un sorge. Sì, Dimmi, non bastava Topolino, Minnie, Bianca e Bernie, Geronimo, Stilton, Speedy Gonzales, Top Gun, Jerry De Jerry e Tom. E Top Gun è un altro fico di sorge. Non bastava questi, ma anche da fare un altro film con una pantegana come protagonista. Sentivamo proprio a mancanza. A parte questa premessa, di cosa parla Ratatouille? Ma c'è la storia di questa pantegana che sei bravissima a far da cucinare, ma proprio brava, bisogna essere onesti. Solo che praticamente dentro una cucina una pantegana non sta bene, sia che a cammina che neanche al del forno non sta bene, no? Direi di no. No, che abbiamo provato tante volte, ma che schifo, guarda, niente da fare. Ma siccome ella è veramente tanto brava, riuscirà addirittura a convincere il critico gastronomico più cattivo di tutti i tempi. Beh, questo film ha una morale bellissima, quindi. Sì, che tutti si buoni a cucinare, certo. Tutti quanti possono diventare dei grandi cuochi. Certo. Anche a mia moglie volendo, insomma, anche se ella proprio non si buona proprio neanche di mettere dentro la bustina, dentro l'acqua per fare il tè, neanche di versare una scatoletta di piselli, niente, non si buona. Lei in cucina è negata. No, però, dopo aver visto questo film, devo dire che anche a casa mia, si mangia molto bene. E quindi sua moglie ha imparato a cucinare? No, ho comprato una pantegana. Che schifo. Vabbè, il momento critico finisce qui. Ciao bambini, ciao. Che poi a proposito, ti sa perché i topi e pantegane non vive mai nei quartieri dove ci sono poche persone? No. Perché che se 4 gatti. Che roba è? Mi ha raccontata Ciano Conti questa. Chi è? 4 gatti, no? Sì. Che forte.